Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono Franco Tosini, responsabile del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto di Cultura, e questa è la terza puntata della prova sperimentale varietale di Anguria. Parliamo di Crimson Sweet e Sugar Baby. Parliamo dei primi risultati, quindi parliamo di peso medio e Brix, di frutti raccolti da piante franche, cioè da piante dirette, non innestate. Quindi una carrellata, come nella seconda puntata, dei primi risultati di quello che abbiamo trovato su questi frutti. Quindi vediamo Kira, vedete il frutto, ovviamente sia la buccia, vedete la polpa, vedete quindi la striatura meno, in questo caso si parla di Sugar Baby, vediamo il peso medio e il Brix. Passiamo oltre. La prossima Sugar Baby, che si chiama Morena, della Singenta, anche qui buccia e polpa, con il grado Brix e il peso medio. La successiva ancora siamo sulla Stellar, che avevamo visto anche nella seconda puntata. Ovviamente questo frutto è stato raccolto da pianta non innestata. Qui vedete un grado Brix abbastanza significativo di 12,2 e un peso medio di circa 5 kg. Vediamo ancora con le Sugar Baby, Saporita, Unigen Seed, peso medio 6 kg, Brix 12,8. Ancora avanti abbiamo la Bahama Singenta, 5 kg e 4, 11,4 di grado Brix. Andiamo oltre, qui vediamo un piccolo difettuccio, vedremo i prossimi frutti se ripresenterà questa, diciamo, cavitazione, questo buco, permettetemi il termine, di questa cultiva VT071 della Meridian, peso medio 5 kg e 13 di grado Brix. Poi la successiva abbiamo VMLS030 Lambo Seed, 4 kg e mezzo, 11,2. Continuiamo con la carrellata Amaltea della Rick Svan, 5 kg 335, 10,2 di grado Brix. Passiamo alle Crimson Sweet. Vediamo il prodotto della Vilmorin, che ha un peso di circa 5 kg e 11,4 di grado Brix. Successiva vediamo Manuela della Holter con grado Brix 12. Qui in questo caso la buccia è abbastanza grossa. Poi passiamo nella prossima, il prossimo frutto, prossimo cocomero, VDL 642 sempre della Holter, 4 kg 771, 11,4 Brix. La prossima, la penultima, poi abbiamo finito la UG 134015, anche in questo caso peso medio oltre 6 kg, 12,4. L'ultima, che è una Tiger, quindi una tipologia leggermente diversa dalle altre, e abbiamo sempre un materiale siglato della Rick Svan con un peso medio di oltre 5 kg, quasi 6, e 12, oltre 12 di grado Brix. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione, ci saranno altre puntate per far vedere sostanzialmente gli altri materiali che non vi ho fatto vedere con questa puntata. Grazie ancora e arrivederci.